Buonasera, benvenuti a Verona Economia. Oggi primo giorno di febbraio, parliamo sempre delle difficoltà innescate dalla crisi economica. Ci sono tanti settori che in questo momento stanno soffrendo per vari motivi, per il caro bollette, per i prezzi delle materie prime, per la mancanza di opportunità anche di viaggio. Gli spostamenti diminuiscono e a risentirne sono le agenzie di viaggio. Apriamo proprio con questa notizia che abbiamo riportato sul nostro sito veronaeconomia.it. Proprio le agenzie di viaggio sono in crisi, chiaramente. Fausto Baldin, presidente di Fiavet Confcommercio Verona, lancia un allarme: crolla il fatturato, rischio di licenziamenti di massa. Sono circa 250 le agenzie di viaggio attive nel nostro territorio, su Verona, con 1 migliaio di dipendenti. E allora andiamo proprio a raggiungere Baldin per commentare un po' questa situazione. Presidente, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Dicevamo tanti settori in crisi, tra questi anche quello delle agenzie viaggio. È una situazione drammatica. Sì, è una situazione drammatica, ma soprattutto noi teniamo duro, ma il governo in questo momento non sta facendo il proprio lavoro per aiutarci, perché i decreti che sono stati appena promulgati li riteniamo proprio insufficienti per quello che è il grave stato di crisi che versa il nostro settore. Voi denunciate una mancanza di circa il 75% del fatturato che avreste realizzato, insomma, in condizioni normali, quindi si parla insomma di 3/4 dell'incasso di fatto, per cui l'allarme è Sì, sì. giustificato da questo punto di vista. E poi veniamo, sì, da un anno precedente dove era addirittura meno 90%. Quindi, 2 anni in queste condizioni, il turismo organizzato non è che apre la serranda e domattina comincia a lavorare. Il turismo organizzato ha bisogno di programmazione, ha bisogno di tempi tecnici per preparare quello che è per le proposte per i viaggiatori, e sia che vanno all'estero sia che vengono in Italia. Lei non pensa che questo momento sia ovviamente molto difficile, duro, ma che con l'arrivo della primavera, con l'attenuarsi, diciamo, della morsa dell'emergenza sanitaria, ovviamente, quindi dei contagi, si possa tornare a lavorare, non dico ai livelli pre-pandemia, ma insomma si possa respirare un po'? Cioè, certamente noi, allora, in tutto questo, diciamo, ambaradam, la cosa buona è che vi- crediamo e auspichiamo che gli ultimi provvedimenti presi, tipo quello proprio nell'ultimo decreto, che è l'unica cosa buona, dove praticamente viene eliminato il problema del tampone al rientro per tutti quelli che viaggiano fuori dall'Italia. Quindi adesso col nuovo decreto chiunque in possesso del Green Pass all'interno dei paesi europei può andare e tornare senza l'obbligo del tampone, se è vaccinato e se è in possesso del Green Pass. Questo, diciamo, è l'unico spiraglio che a noi dà la forza per arrivare almeno, crediamo, nei prossimi mesi, ad aprile, a poter vedere la stagione in un certo senso che possa tornarci a far lavorare tutto il settore. Il Lei problema che utilizza... abbiamo in questo momento però è quello di quello che è stato fatto per noi, che è sembrato doveva nascere con l'intento di dare una mano, ma poi alla fine dei fatti, diciamo, è stata un po' una presa in giro, perché lei pensi che ci hanno dato per esempio un contributo del 60% sugli affitti, no? Dei locali commerciali, delle agenzie viaggio e dei tour operator. Però non è un contributo reale, perché è in credito d'imposta, il che vuol dire che se noi non fatturiamo, non stiamo fatturando, No, come lo scaliamo? sì, sì. Dove andiamo a recuperarlo? Non potete neanche scalare, insomma sì, quindi è una situazione un po' paradossale. Lei ha usato anche un'espressione molto forte, dice c'è un rischio di licenziamenti di massa, ecco, è un rischio reale secondo lei? Questo è un altro punto del decreto sostegno ter, che è appena uscito a fine gennaio, eh, dove praticamente non è stata prorogata la cassa in deroga. Voi sapete che c'è stata la cassa Sì. in deroga
per questi anno e mezzo circa, che dava possibilità alle aziende, alle micro e piccole imprese. Il nostro è un settore dove la media è di 2-4 addetti per ogni impresa, poi ce ne sono alcune più grandi, alcune più piccole, ma grosso modo possiamo dare questo dato tra le 2 e 4 imprese, persone. E quindi queste aziende normalmente non entrano in cassa ordinaria e non hanno contrattazioni con i sindacati, capito? Quindi Certo. l'INPS in questo momento ritarda a rilasciare le indicazioni per attivare questi ammortizzatori. Ok? Noi non abbiamo ancora di fatto contrattazioni a livello sindacale, perché sono, diciamo, provvedimenti che vengono presi per grandi aziende, non sono state date indicazioni su questo. Quindi è di difficile accesso la cassa integrazione, tra l'altro per 3 mesi, quindi gennaio, febbraio, marzo. Il decreto esce a fine gennaio, noi ai nostri dipendenti cosa gli diciamo? Cosa possiamo dirgli? Ho capito? Con che risorse possiamo pagare? Quindi è chiaro che in una situazione del genere, con questo tipo di difficoltà, gli imprenditori nel nostro settore troveranno più semplice licenziare che far accedere i propri dipendenti alla cassa integrazione ordinaria. Assolutamente. Tra l'altro, insomma, fa specie pensare che soltanto a Verona ci siano circa 250 agenzie di viaggio, insomma, un numero molto rilevante con 1 migliaio di dipendenti, quindi sono questi i primi ad essere a rischio, Sì. in conseguenza di quanto ci sta dicendo. Tra l'altro parliamo anche di dipendenti dove magari in maggioranza donne, no? E si vuole sempre Sì, sì, aiutare sì. a entrare in quota lavoratrici, quindi la maggioranza delle imprese hanno in quota donne, tra l'altro professionalmente molto preparate, quindi voglio dire anche difficilmente sostituibili. Non è che domattina si può andare a prendere il ragazzo che esce da un istituto turistico e buttarlo in prima linea. Quindi è veramente una situazione pesante e difficile. Ecco. In chiusura, insomma, avete chiesto anche a livello nazionale la collaborazione dei sindacati per cercare anche di snellire alcune pratiche per accedere alla cassa, insomma, un aiuto anche da questo punto di vista perché bisogna tenere l'apnea ancora per qualche mese, fino almeno ad aprile, fino alla primavera. Sì, arrivare almeno fino alla primavera, certo. Sì, sì, abbiamo chiesto ovviamente con Confcommercio, siamo costantemente, diciamo, in sintonia e con la nostra presidenza giù nazionale Fiavet a Roma e con il nostro presidente regionale. Però ecco, questo era il mio grido d'allarme, è stato proprio per cercare di dare più risonanza al nostro appello. Aiutateci a passare questo momento e poi torniamo finalmente a viaggiare. Lo speriamo tutti, Presidente Baldin, insomma, ci auguriamo che questo suo auspicio si realizzi e chiaramente che si possa tornare a respirare un po' di più perché in gioco ci sono numeri e numeri importanti anche nel veronese. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie dell'attenzione, grazie. Noi andiamo avanti, ci vediamo tra poco.